45 secondi alla partenza della seconda corsa. È il Memorial Lamberto Govoni, una prova riservata ai gentleman, i salchi a cavalli di categoria F ed E. Prova in cui è favorito il numero 2 di Country Jal con i salchi Stefano Baldi, 1,75 la sua quota per l'allievo di Edoardo Baldi. Le alternative sono individuate in Cupido Cup con il numero 5, al rientro Patrick Romano in salchi per il training di Francesco Zedda, e poi Esedra Cub con Vittorio Miniero il numero 6 e Crystal Dancer con il numero 1 Jacopo Iommi, questi i cavalli più attesi, insieme a Cruso dei Greppi con il numero 3 e Davide Zanetti in sediolo. Tutto questo quando l'autostart inizia a muoversi e si prepara a raccogliere i partecipanti dietro le proprie ali. Si va in partenza per questa seconda, l'1 Crystal Dancer Jacopo Iommi, 2 Country Jal Stefano Baldi, 3 Cruso dei Greppi Davide Zanetti, 4 Dindirindina Fulvia Biondi, 5 Cupido Cup Patrick Romano, 6 Esedra Cub Vittorio Miniero, 7 Dark Angel Fi Pier Giovanni Michelotto, 8 Elettra Griff Daniele Zanardi. Macchina che accelera, si ritrae Cupido Cup, si va con la velocità dall'esterno di Esedra Cub che prova a scavalcare Country Jal, il quale gli rientra all'imbocco della prima piegata, serra sotto Crystal Dancer, a largo rimane Esedra Cub che cerca un posto in corda che per il momento non trova. In terza posizione allo steccato si è inserita subito Elettra Griff a precedere Cruso dei Greppi, quindi ancora Dark Angel Fi, ancora Dindirindina alla retroguardia. Cupido Cup 200 metri in 14,4 per Country Jal che è in vantaggio con al suo esterno Esedra Cub che si deve adeguare. In tasca c'è Crystal Dancer con accanto Elettra Griff, terza ruota invece per Cruso dei Greppi che prova a risalire dopo 600 metri di gara. 600 passati in questo istante in 44,8 da Country Jal che è in vantaggio, Crystal Dancer nella sua scia di fuori, Esedra Cub in terza ruota costante, c'è Cruso dei Greppi, si lancia addirittura in mezzo alla numero pista di 5 Cupido però fa Cup fatica a progredire. 59,7 per i primi 800 metri di corsa. Country Jal continua da leader, in difficoltà però grave sulla piegata, passa Esedra Cub nei confronti di Elettra Griff di fuori Cruso dei numero Greppi. 2 Country Jal squalificato. Ancora Crystal Dancer con accanto Dark Angel Fi in una corsa molto particolare, il chilometro in 1,15,2. Esedra Cub è in vantaggio ma è attaccata ora da Cruso dei Greppi, cerca di venire via Crystal Dancer anticipando Dark Angel Fi, la retta di là in 14,8, non ha spazio Elettra Griff, a metà dell'ultima curva scatta Crystal Dancer all'attacco dei primi due, Cruso dei Greppi tra i cavalli prova a riprendersi lungo la corda Esedra Cub, Crystal Dancer è in vantaggio all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Crystal Dancer che ha 2 di margine, ne ha 3, ne ha 4, Crystal Dancer se ne va dalla compagnia, Crystal Dancer vince come vuole, al secondo posto è Elettra Griff, al terzo finisce in spinta Dark Angel Fi. 32 ad arrivare, 1.15,2 il ragguaglio cronometrico, la vittoria di Crystal Dancer Jacopo Iommi per il training di Marino Lovera, i colori della scuderia Overdrive. Il successo del numero 1 dello schieramento trova l'aria al momento giusto sul crollo di Country Jal. Jacopo Iommi poi è svelto a venire via gli ultimi 4, si isola nel finale, esulta giustamente per il successo acquisito con merito e con largo margine. Al secondo Elettra Griff, al terzo Dark Angel Fi.